Bentrovati sportivi siciliani con il consueto appuntamento settimanale di Stadium Sicilia, ogni venerdì a partire dalle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma in contemporanea anche sulla piattaforma HBB-TV, sempre del canale 15, su Globus Television. C'è l'appuntamento con il calcio professionistico, ovvero le 3 squadre che quest'anno stanno militando nel campionato di Lega Pro. Parliamo di Catania, parliamo di Trapani e parliamo anche di Messina. Nella puntata odierna il mio compagno di viaggio, Salvo Russo. Ciao Salvo, ben trovato. Il regista ci ha detto che non dobbiamo stare vicini. Sì. Dobbiamo stare lontani. Sì. Il rischio è quello di vederci magari alla conduzione di Striscia, no? È vero. Diventa un problema. Allora, da dove iniziamo? Perché praticamente il Catania è messo male perché viene fuori da una partita disastrosa con la Casertana. A Messina i soldi che dovevano arrivare non sono arrivati. A Trapani il presidente Antonini con tanta polemica nei confronti della federazione perché dice: io pago puntualmente, tutte le altre società in Lega Pro non pagano. Insomma, abbiamo un menù ricco. Però prima di iniziare direi comunque di fare un po' il quadro della situazione e conoscere già subito quantomeno il calendario di questo weekend calcistico. Si inizia subito praticamente stasera con Picerno-Taranto, poi domani ci sarà Casertana-Avellino, Juventus Next Generation Giuliano, Latina-Benevento e Turris in casa contro l'Accavese. Domenica in campo a partire dalle 15 Crotone Monopoli, Foggia Potenza, Altamura Catania e poi ci sarà pure anche Sorrento Cerignola. Si chiuderà con il derby tutto siciliano lunedì alle 20:30 tra Messina e Trapani. Beh, il calendario è certamente molto interessante. Diamo una spulciata anche alla classifica attualmente dopo l'8ª giornata di ritorno. In testa abbiamo il Cerignola con 54 punti, 49 punti per Avellino e Monopoli, 47 Benevento, 43 Crotone e Potenza, 40 punti Giuliano con 39 Trapani, Catania. Mentre invece con 38 abbiamo il Sorrento, con 37 il Picerno, 35 punti Foggia, Juventus Next Generation, 33 punti per l'Altamura, con 30 Cavese, con 29 il Latina, 28 la Casertana, con 25 il Messina e poi chiudono con 6 punti la Turris e con un disastroso -6 il Taranto. Insomma, una classifica che parla chiaro, c'è una mezza fuga del Cerignola e sono contento perché il lavoro di Raffaele secondo me si vede, non so se lo condivide, poi diamo subito inizio con il Catania. Sei d'accordo su questo Cerignola o è un fuoco di paglia? Anche se insomma i punti di distacco dalla seconda adesso sono considerevoli. Cerignola è una squadra in piena salute, consapevole dei propri mezzi e anche della propria forza. Poi sai, il campionato di Serie C è sempre strano, no? Lo scorso anno l'abbiamo visto con lo Juve Stabia che ha tirato la volata poi sino alla fine, nessuno ci credeva. Quest'anno perché poi diventa imprendibile, no? Le partite sono sempre di meno. Perché poi sulle ali dell'entusiasmo e sui risicati equilibri, perché poi contano gli scontri diretti, contano le prestazioni delle altre squadre. Vedi il Monopoli che sembrava lanciato dopo la sconfitta rimediata. E ancora prima addirittura il Benevento, no? E ancora prima il Benevento. L'unico outsider in questo momento che potrebbe tenere il passo è l'Avellino, che ha una rosa di tutto rispetto al Cerignola, che ha una ottima squadra e ha l'entusiasmo. Che questo è veramente il 12° uomo. Assolutamente sì, e quindi sai, poi le giornate cominciano a farsi molto interessanti perché anche il punticino conta e conterà sino alla fine. Ci sono delle squadre che debbono raggiungere i propri obiettivi, sia in testa che in coda alla classifica, quindi diventa fondamentale l'entusiasmo e diventa fondamentale la continuità, quella parolina tanto evocata a Catania ma anche a Trapani, che diventa poi utopia, è un po' utopico. Sì. Allora hai parlato del calcio Catania, pertanto apriamo ufficialmente la nostra trasmissione ed iniziamo proprio dal calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacri,
proprio a destra ando cianco c'è due mitico punto che si chiama Catania. Allora, un Catania che purtroppo, insomma, la scorsa partita ha pareggiato in casa 1-1, sappiamo benissimo come è andata, tu addirittura eri in campo, quindi hai avuto modo di vedere tante piccole cose che nelle immagini magari spesso non si vedono. A parte tutto quello che è successo in tribuna, nel frattempo possono già partire le immagini di questo pareggio 1-1 contro la Casertana. Salvo, ma se noi dobbiamo fare punti in questo momento in una partita difficile come quella di Altamura, cosa serve? Non certamente questo Catania visto in casa contro la Casertana, soprattutto nei secondi 45 minuti. Lo ha detto oggi Toscano in conferenza stampa, nella conferenza stampa prepartita. Ci vuole più coraggio. Ci vuole più coraggio. Toscano è stato chiaro nella sua analisi dicendo che il Catania contro la Casertana, il Catania del secondo tempo, non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto perché è mancato il coraggio, quel coraggio che era emerso invece a Monopoli e che aveva consentito ai rossaazzurri di portare a casa 3 punti fondamentali. Contro la Casertana è mancato qualcosa, è mancata una spinta più incisiva, è mancato l'apporto sicuramente delle seconde linee, ma nel contesto generale è mancata quella forse quella voglia vera di poter aggredire gli avversari che lo sapevamo sono in lotta per non retrocedere. Però sai Salvo, io ho l'impressione che qualsiasi squadra che viene a giocare al Massimino ormai conosce il Catania, pertanto lo tiene fermo, bloccato i primi 45 minuti, magari dandogli qualche possibilità, poi nel secondo tempo quasi tutte le squadre che sono venute a giocare al Massimino tentano di vincere la partita e il 90% ci sono riusciti. Quindi è la dimostrazione che questo Catania soffre chiaramente la partita interna, perché come detto bene poc'anzi tu, a Monopoli gli ultimi 20 minuti del Catania sono stati inaspettati e belli anche a vedere. Ma sai, cambiano le dinamiche, cambia il risultato in base agli avversari. Gli avversari che sono arrivati a Catania spesso sono avversari di seconda fascia e quindi ti fanno giocare poco, sfruttano quelle poche occasioni. La Casertana sostanzialmente ha sfruttato una vera e propria occasione da gol, poi da lì è nato il calcio di rigore che ha cambiato l'esito della partita. È chiaro che lì il Catania nel secondo tempo aveva bisogno anche della reazione nervosa che non c'è stata, di quella reazione anche istintiva, mentre a Monopoli c'era stata una reazione ragionata. Ragionata che poi ha portato addirittura alla doppia segnatura. Ed è questa E quindi, sai, in prospettiva attenzione all'Altamura che è stato capace di quasi fermare la corsa del Monopoli, perché poi il Monopoli ha pareggiato solo alla fine con un calcio di rigore molto contestato. Beh, è una squadra in forma, è una squadra che soprattutto sta cercando quei punti che possono servire in questo momento certamente per tirarsi fuori dalla zona play-out, ma chissà, perché la classifica è molto corta, no? C'è questo Sorrento di Ferraro che va avanti, c'è questo Trapani che seppur in maniera instabile continua comunque la sua marcia e tanto comunque deve ancora dare, perché credo che anche la squadra dal punto di vista tecnico, quella del Trapani, in questo momento non è da buttare via, per cui tutte le partite diventano fondamentali. Assolutamente. E poi teniamo conto che, a parte Catania e Trapani, che sono piazze esigenti, così come Avellino naturalmente, però tutto il resto della truppa che in questo momento fa parte della griglia play-off riguarda per esempio il Crotone, dalle grandi tradizioni, il Potenza, lo stesso Picerno, che stasera gioca una partita quasi surreale, no? Perché va a giocare scontro. Gioca in casa col Taranto. Con il Taranto, quindi è chiaro, poi su quello ci andremo, sulle posizioni delle squadre che in questo momento rischiano addirittura l'estromissione, che sono ancora Taranto e Turris, e poi parleremo anche delle vicende del Messina. Quindi è un campionato che sta andando avanti, ma che tra qualche settimana potrebbe completamente cambiare la storia anche di quelle squadre che in questo momento stanno lottando sia in testa che in coda, perché poi le ripercussioni saranno notevoli per tutte le squadre, quelle che hanno vinto, che non avranno più riconosciuto la vittoria, insomma
Sì, la classifica può essere completamente stravolta. Una cosa importante, c'è il ritorno in panchina di Domenico Toscano e questo secondo me già è un buon punto di partenza, una carica diversa, l'allenatore in prima chiaramente, con tutto rispetto anche per Napoli, che comunque ha fatto quello che poteva nella partita interna contro la Casertana. Anzi, noi abbiamo estratto proprio una parte iniziale dell'intervista dove ci fa capire che probabilmente sono state dette molte cose sia da parte sua che da parte di Toscano ai ragazzi, ma non hanno risposto poi sul campo. Diventa difficile da spiegare perché vai a fare una partita a Monopoli, vai a giocare contro la prima in classifica, contro una squadra che non subiva gol e 2 gol non so da quanto, vai a giocare lì con personalità, con forza, con determinazione e porti a casa un risultato forse era difficile da pronosticare. Invece oggi magari che bisognava replicare, ma avevamo esortato in settimana i ragazzi nell'importanza che bisognava dare a questa gara, soprattutto per dare continuità, per farci crescere sotto questo punto di vista, invece purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna fare mea culpa e continuare ancora a lavorare perché altre medicine non ce ne sono. Speriamo di recuperare dei giocatori che in queste partite di sicuro, lo dicevo prima a un'altra emittente, di sicuro in queste partite ti potevano dare un qualcosa in più, mi riferisco a Dal Monte, a Stoppa, a Lunetta, che sono giocatori di gamba, giocatori bravi nell'1 contro 1, giocatori veloci, purtroppo non li avevamo, così come eravamo carenti anche sugli esterni, quindi abbiamo fatto un po' fatica. Con i cambi non siamo riusciti a migliorarla, pensavamo che comunque di avere un qualcosa in più, però purtroppo non ci siamo riusciti. Insomma, l'amarezza di Napoli, la convinzione però di mister Toscano nel credere che questa partita contro, a questo punto, l'Altamura possa diventare anche in un certo senso la partita della svolta. Tra poco sentiremo un servizio proprio direttamente ad Altamura. Però prima, Salvo, ti faccio una domanda. Quale potrebbe essere la formula giusta a questo punto per cercare di portare via 3 punti che diventerebbero, secondo me, in questo momento fondamentali, sperando poi nella partita successiva di continuare la scia positiva? Lo spirito di gruppo che abbiamo visto a Monopoli è quello, probabilmente questa squadra, lo ribadiamo, manca di un fondamentale, cioè la consapevolezza dei propri mezzi, perché lo ha dimostrato strada facendo, con una incostanza però che alla fine va a penalizzare il percorso fatto, cioè ogni qualvolta il Catania il non essere continuo ti crea problemi, certo. Evidente, perché guarda che la partita di Monopoli è una partita giocata da squadra consapevole, da squadra che sa esattamente quello che doveva fare in ogni momento, in ogni porzione del campo. Ed era in casa della prima in classifica. In casa. Quindi significa che questa squadra trova degli stimoli, magari perché appunto affronta la capolista. Poi quando è arrivato il momento di consolidare tutto quello che si è fatto, che si è seminato, poi non riesce più a Tutto questo però mi fa paura, sai perché? Perché se dovesse succedere, noi ce l'auguriamo, il Catania dovesse andare a giocare i suoi play-off, beh, a questo punto il non essere continui ci può portare con poche speranze ad un play-off importante. Ma sai, storicamente il play-off rappresenta un altro step, è un'altra storia, e lì, anche lì l'anno scorso il Catania arrivò sino alla soglia, no? Quella disgraziata partita di Avellino ha segnato poi un po' il destino della squadra, che poteva sicuramente ambire alla finale, anche perché fino ad un certo punto della partita il Catania stava dominando, era vinceva, poi è cambiato sì. tutto il quadro. E quindi
sai perfettamente che poi i playoff sono tutta un'altra storia, sono un torneo a parte, lì devi per forza arrivarci in una condizione soprattutto mentale più che fisica. Condivido assolutamente, anzi lo condividiamo assolutamente. Sentiamo le ultime da Altamura, che secondo me insomma aspettano il Catania abbastanza timorosi. Messo in archivio con un mix tra soddisfazione e rammarico e il pareggio conquistato nello scorso weekend nel derby di Monopoli, il team Altamura è focalizzato già da diverse ore sul prossimo appuntamento di campionato, altrettanto colmo di insidie. Nel pomeriggio di domenica, all'interno di un D'Angelo che continua a essere abbastanza indigesto per i biancorossi, arriverà l'ambizioso Catania di Toscano, ottavo in classifica con 39 punti all'attivo, 6 in più rispetto ai Murgiani, a loro volta 25 lunghezze di vantaggio sulla quart'ultima posizione, quella da monitorare nella corsa alla salvezza. Una corsa che però rischia di essere pericolosamente falsata dalle possibili esclusioni di Taranto e Turris. In attesa del verdetto definitivo della Covisog, previsto per la settimana prossima, sono in tanti in città a domandarsi quella che sarebbe la classifica dei ragazzi di Di Donato, senza considerare le partite disputate contro Ionici e Corallini. A Viola e compagni di fatto verrebbero cancellati 7 dei 33 punti fin qui racimolati, i 6 ottenuti contro i pugliesi tra andata e ritorno e quello conquistato all'andata contro i campani. A quel punto i biancorossi scenderebbero in 15ª posizione a quota 26, vedendo aumentare a 8 le lunghezze di margine sulla Casertana 17ª, ma con una partita in meno da disputare rispetto alla stessa. Calcoli che lasciano il tempo che trovano senza ufficialità, tanto vale allora concentrarsi sul calcio giocato, soffermarsi sulla pericolosa sfida agli etnei, sfida in vista della quale Di Donato dovrà fare a meno degli squalificati Bumbu e Silletti, entrambi ammoniti contro il Monopoli ed entrambi precedentemente terminati in regime di diffida. Al loro posto, rispettivamente in mediana e nel terzetto difensivo, dovrebbe toccare a Franco e a Sadiki. Allora, chiudiamo la parentesi del calcio Catania, ancora una battuta su questa partita Altamura-Catania che si giocherà domenica, seguirai la partita per Globus Television e ti chiedo, questa trasferta può dare una chance anche per stabilizzare il rapporto che in questo momento è certamente non sereno tra società e tifosi, perché dopo la contestazione insomma di domenica scorsa si è detto di tutto. Allora, la contestazione è in atto da qualche settimana, quella di domenica è stata forse la punta dell'iceberg, perché appunto ci si aspettava qualcosa in più da questa squadra, sì, la prestazione e soprattutto dal risultato. L'ennesima prova, peraltro sarà la terza trasferta in Puglia consecutiva, sì, è vero, nell'arco di un mese, quindi siamo diventati di però casa. questa volta c'è il pane buono ad Altamura, eh? Sì, sì, ma in Puglia si mangia bene, anche a Monopoli. Sì, sì, insomma, ma il pane di Altamura è splendido. Il pane di Altamura lo porteremo poi infatti, porteremo a casa. No, dicevo questo perché, sai, è l'ennesima prova prova di esame a questo punto, perché certo, il Catania ha bisogno, uno, di non perdere contatto con la posizione, due, la prospettiva è quella di migliorare la strada facendo, e se non si inizia da Altamura è chiaro che poi il percorso diventa farraginoso. Quindi sì, nel senso che è importante la prestazione, sarà importante il risultato, servirà forse a preparare una strada per migliorare il rapporto tra società, squadra e tifosi, sempre in attesa dell'ulteriore riprova. ma noi ce lo auguriamo e siamo abbastanza speranzosi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, subito dopo parleremo del Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Ancora con Globus Television in collegamento sulla piattaforma HBB TV, canale 15 del digitale terrestre, ancora in diretta sul canale 15 di 7 Gold per questo appuntamento settimanale il venerdì a partire dalle 15:20 per parlare giustamente di calcio professionistico. Abbiamo messo da parte il Catania, speranzosi che insomma la squadra di Toscano possa tornare dalla Puglia con 3 punti pesanti per la sua classifica. Diamo subito inizio invece adesso allo spazio dedicato al Trapani. Salvo, a Trapani, secondo te che aria si respira? Perché, insomma, si è pareggiato in casa contro il Sorrento, una partita certamente importante, andava vinta per la classifica, però è anche vero che Ferraro, secondo me, sta facendo molto bene a Sorrento in serie positiva. Soprattutto ci sono queste lamentele di Antonini nei confronti della federazione che ha permesso insomma, questa bagarre di pagamenti, non pagamenti, iscrizioni, rimando. Insomma c'è molta amarezza da parte del presidente del Trapani che sta parlando secondo me in questo momento poco di campo ma parla molto di questioni amministrative. Come dire, potrebbe essere una strategia, no? È la strategia del presidente. Addirittura tu la leggi così? Ah sì, perché vedi, il campo in questo momento è un po' deficitario, perché se vogliamo l'esclusione dalla Coppa Italia e il Trapani... No, diciamolo pure in crisi, è in crisi. No, il Trapani non faceva mistero per bocca dello stesso Antonini che quello potrebbe essere un obiettivo a questo punto della stagione, forse l'obiettivo principale, ed è sfumato. Sul campo in questo momento il Trapani ha lo stesso problema che hanno tante altre squadre, comprese il Catania, cioè la continuità. Nel frattempo possiamo anche già vedere questo pareggio 0-0 contro il Sorrento, che invece a sua volta è in ascesa a ridosso proprio dell'accoppiata Trapani-Catania. Ferraro sta facendo bene. Quarto risultato utile consecutivo ed è un risultato importante a questo punto, no? Giovanni Ferraro, sì, assolutamente, anche perché da quando è cambiata la guida tecnica il Sorrento ha guadagnato posizioni, questo a evidenziare come 2 vittorie di fila, 3 risultati utili, 2 vittorie, un pareggio, comunque risultati utili ti portano a scalare posizioni in classifica, quello che in questo momento non sono riuscito a fare Catania e Trapani per esempio. Adesso per esempio questo Trapani gioca questo derby impegnativo contro il Messina. E arriva a Messina col dente avvelenato, con il dente avvelenato, tra l'altro tra poco parleremo anche del Messina, ma ci arriva con un dente avvelenato proprio perché viene da un pareggio contro il Sorrento. Il Messina deve assolutamente fare punti per la sua classifica che può tra l'altro essere completamente rivoluzionata tra qualche settimana, per cui insomma è una partita che si dovrebbe prendere proprio con le pinze da entrambi i lati a questo punto, no? Allora Antonino non le manda a dire proprio scagliandosi, magari indirettamente, non lo cita, non dice che il Messina è tra quelle squadre che in questo momento hanno qualche problema e che rischiano anche la penalizzazione. Evidentemente la classifica poi andrebbe ridisegnata totalmente e Antonini dice che le squadre che non pagano, queste sono le sue parole, e non sono in regola con le normative, devono essere escluse dal campionato. Posso dirti una cosa? Sì. Secondo me Antonini ha ragione. Sì, però Antonini ha ragione, dobbiamo finire di essere troppo buoni. La federazione dovrebbe essere molto più decisa e determinata. Ma questo lo devi fare ad inizio di torneo? D'accordo, addirittura non permettere ad alcune società con quesiti economici interni considerevoli di essere iscritti, però
È anche vero che la federazione pensa sempre una società in più, pubblico in più, introiti in più e tutto il resto. Staremo Però- a vedere, perché però sull'argomento sono arrivate le dichiarazioni di Gravina e di Marani, poi questo potrebbe significare tanto per la prossima stagione. Certo. Allora sentiamo a questo punto, come al solito, il punto di Enzo Biondo, che ci inquadra meglio la situazione di Trapani. Cambiare registro è quello che si chiede al Trapani, impegnato lunedì sera nel derby in riva allo Stretto contro il Messina. Cambiare registro perché le ultime prestazioni, gli ultimi risultati non hanno certamente entusiasmato i tifosi granata e nemmeno, per dire la verità, anche il massimo dirigente Valerio Antonini. Si parte dunque da Messina per poi, 7 giorni dopo, rendere visita all'audace Cerignola. È un Trapani certamente attartato in classifica, sta cercando di trovare soluzioni il tecnico Vincenzo Torrente, che dovrà fare a meno ancora di un paio di giocatori infortunati e qualche squalificato, per esempio capitano Sabatino non sarà della trasferta peloritana. Ovviamente si chiede alla squadra una crescita corale, sia sul piano del gioco ma anche della fisicità, ma anche della condizione fisica, perché è un Trapani nettamente in ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti. Torrente, coach tecnico del Trapani Calcio, ha il suo bel da fare per cercare di trovare l'11 da schierare e sul quale per così dire, lavorare per dare un volto più competitivo ad una squadra che nelle ultime 2 partite, Rimini in Coppa e contro il Sorrento, ha creato pochissime occasioni e i risultati sono stati la sconfitta, l'eliminazione dalla manifestazione e poi in campionato un pareggio che davvero ha fatto storcere il muso non soltanto, come dicevamo, ai propri sostenitori. Da Messina rivedremo o meglio vedremo all'opera un Trapani decisamente migliorato, è il quesito attorno al quale probabilmente si snocciolerà l'andamento di una partita contro un avversario che, come è ben noto, ha assoluto bisogno di punti. E poi Messina-Trapani non è stato mai un incontro banale. Giusta chiusura di Enzo Biondo. La partita Trapani-Messina non è stato mai un incontro banale e non lo sarà soprattutto questa settimana, direi. È un derby, è come tutti i derby, va fuori da ogni schema logico, no? Se vogliamo. A proposito di derby, Sì. marzo sarà il mese dei derby. Eh sì, perché adesso c'è Catania-Trapani, insomma c'è Ci di tutto. sarà Trapani-Catania, ma prima ancora c'è Messina. C'è il Messina. C'è Messina-Catania. E già questo potrebbe davvero dare delle indicazioni di massima sia al Trapani che al Messina. Il Messina è in piena corsa per non retrocedere e ha necessità di fare punti, mentre il Trapani deve chiaramente dare segnali di Io ripresa. mi auguro soltanto una cosa, Salvo, che queste partite vengono insomma, disputate con una classifica che a questo punto è definitiva, perché così si conosce anche bene soprattutto la posizione del Messina, perché insomma in settimana sono arrivate notizie sulla Turris che aveva detto che aveva pagato stipendi, invece non aveva pagato nulla, hanno fatto un controllo incrociato, non risultava nessun bonifico da parte della dirigenza della Turris, che invece ci teneva a dire che aveva pagato tutto e invece non aveva pagato nulla, pertanto a questo punto l'esclusione diventa quasi certa al 99,9% e spero che avvenga nel più breve tempo possibile, ma per regolarizzare meglio il cammino di questo girone di ritorno. Condividi? Sì, condivido appieno, anche perché poi i tempi sono quelli. Adesso è chiaro che questo turno verrà giocato, Certo. probabilmente se ne saprà di più nel prossimo, per il prossimo e per tutti gli altri che devono essere ancora disputati. Ma sono situazioni che devono essere valutate appieno, perché la situazione di Torre del Greco era nota, era arcinota, quella di Taranto Già conosciuta. rimane farraginosa, perché anche lì non si capisce bene a che punto siamo, e si sta complicando il quadro anche a Messina. Anche a Messina, perché chiaramente insomma ci sono delle preoccupazioni, tra poco ne parleremo, anzi facciamo una cosa perché l'argomento sarà anche importante. Ci fermiamo, salutiamo i tifosi del Trapani, e andiamo in pubblicità e poi subito dopo insomma la querel Messina.
Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia. A Catania, in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Parte finale della nostra trasmissione, pertanto subito con il Messina Calcio. Non siamo soggetti che creano approssimazioni nelle cose, ci vuole il tempo per tutte le cose, quindi se noi oggi siamo qui è perché il tempo è maturo in considerazione non solo del mancato versamento delle spettanze ma anche della mancata, diciamo così, del mancato rispetto della scadenza in relazione a un atto che è stato fatto 2 mesi fa. Quindi io questo lo dico, non è necessario che lo dica, però mi piace farlo perché poi alla fine la città deve anche comprendere che ci sono state interlocuzioni con chi ha redatto l'atto notarile, ho chiamato diverse volte il notaio per comprendere quali sono le conseguenze del mancato versamento, che voi conoscete perché già avete approfondito il tema. Ho cercato di contattare la nuova proprietà e non ci sono riuscito. È chiaro che oggi c'è una situazione diversa, già come diceva l'assessore c'è fermento nella misura in cui bisogna comprendere, quindi questa è la parte amministrativa che volevo staccare da quella sportiva, però è anche giusto, vista la domanda, diciamo, chiarire. Oggi c'è uno scenario diverso, oggi c'è una proprietà che potrebbe rimanere quella, che potrebbe essere tornare in mano alla proprietà Sciotto, e questo l'ho detto in termini sospetti, che ha salvato la società in diverse occasioni fino a oggi e non è detto che non lo continui a fare, io questo non lo so perché non sono ancora riuscito a contattarlo. Potrebbe darsi che Sciotto faccia una scelta diversa, quindi queste sono le cose che già stiamo valutando, ma nel frattempo l'esigenza è evitare che questa penalizzazione faccia ancora di più decapitare una squadra che oggi, devo dire, l'ho detto in tempi non sospetti, grazie al direttore sportivo si è un attimo rivitalizzata, ha fatto quadrato, nel giro di niente, di 15 giorni è stato creato un nuovo gruppo che, al di là dei risultati agonistici, quelli poi si vedranno sul campo, voglio dire, sta dando dimostrazione di grande maturità. Questa maturità non può essere gettata alle ortiche, quindi è chiaro che già siamo in una fase di interlocuzione per capire quello che sarà, però nel frattempo è necessario dare la possibilità alla squadra di potersi esprimere con serenità. Credo che lunedì ci sia già la prima partita. È chiaro che, e lo sapete meglio di me, avere uno spirito costruttivo fa bene soprattutto ai ragazzi che corrono non dietro un pallone ma dietro al sogno di mantenere la squadra in Serie C. Abbiamo voluto iniziare per parlare del Messina con il sindaco Federico Basile, perché dalle sue parole, insomma, si evince che a Messina in questo momento le cose, Salvo, non vanno per il verso giusto. Facciamo la storia e capiamo bene a questo punto
come la squadra si preparerà alla partita contro il Trapani, perché in settimana si aspettava da parte del nuovo gruppo il famoso bonifico, perché ormai è diventato una barzelletta questa parola, il famoso bonifico da parte di questa nuova cordata che aveva già chiuso l'accordo per l'80% della società. Sciotto ha comunicato che non è arrivato nessun bonifico, non è arrivato praticamente nulla, e a questo punto tutti si sono posti il problema: ma questo gruppo c'è o ci fa? Sciotto ritorna alla guida di questa società, e da quello che ho sentito e visto dalle parole del sindaco, secondo me potrebbe essere a questo punto forse l'unica soluzione per salvare la stagione, perché poi alla fine la squadra è stata rifatta, i giocatori vanno pure pagati. Come andrà a finire? Che bella pentolona che c'è a Messina. C'è una situazione molto paradossale in riva allo Stretto, anche perché nel frattempo il campo deve dare dei risultati che naturalmente tutti sperano di raccogliere per ottenere una salvezza il più possibile rapida. Dall'altra parte si indicano conferenze stampa che poi non vengono svolte. Bravo. Si fanno altre conferenze stampa come quella del sindaco, no? Che a un certo punto è stato lui a prendere... Però è stata una cosa, secondo me, giusta e doverosa. Sì, cioè, nel senso la che... massima insomma, autorità della città sì, che ha preso in mano e a cuore anche una situazione di questa. E da questo punto di vista è logico. Così come hanno fatto i giocatori, anche i giocatori si sono esposti in prima persona, hanno indetto anche loro una conferenza stampa per indicare le proprie qual è il motivo vero di come si sono presi a cuore la vicenda, e quindi sul campo daranno il massimo. Io vorrei darti però una risposta a questa tua domanda, che poi non è domanda. Però è anche vero che i giocatori a questo punto della stagione non è che abbiano tante alternative, o rimangono a Messina o rimangono a Messina. Comunque lo stipendio è garantito dall'associazione allenatori. Queste cose non le dice nessuno, però sono pure verità. Per cui è chiaro che qualsiasi giocatore a questo punto della stagione non si tira più indietro, ma ci mancherebbe. Onore anche a loro, ma onore anche ai tifosi che stanno sopportando questo ennesimo scempio. Ma sai, non è scontato da parte dei giocatori prendere posizione, anche perché sì, hai lo stipendio assicurato, però per il resto non... Sì. Insomma, sì, puoi fare delle scelte di campo in questo caso, ma loro le hanno fatte, in qualsiasi caso l'hanno dichiarato. Sì, certo. Allora, sotto questo punto di vista hanno dimostrato comunque un attaccamento alla maglia, diciamo anche, no? Ora, il punto interrogativo sta nel fatto di capire se la nuova società o il gruppo che ha investito ci pare in una situazione quantomeno ambigua, mettiamola così, sta lì inaspettatamente ambigua, perché nessuno si poteva mai immaginare che addirittura i famosi bonifici che dovevano arrivare non arrivassero, e siamo già a buon punto, cioè dovevano essere chiusi questa settimana, allora, ma non sono arrivati. La AAD Investment ha due questioni da chiudere subito. Sì. Uno è dare risposte alla città, ai tifosi, chiaro, soprattutto alla squadra, e capire se la liquidità c'è o non c'è. L'altra è saldare la prima rata a Sciotto. Bravo. Perché e lì infatti Sciotto rimane alla finestra e dice in attesa di. Nel frattempo siamo nella parte finale della puntata, mandare in sottofondo queste immagini di questo pareggio che comunque ha dimostrato che questo Messina c'è. Cioè Banchieri sta facendo un lavoro straordinario, ha certamente rivoluzionato tutta la rosa, la squadra del Messina. Benvengono a questo punto questi punti che fanno coraggio, si prospetta probabilmente una penalizzazione che rischierebbe di mandare all'aria magari questo buon lavoro che è stato fatto da Domenico Roma al suo rientro. Come vedi intanto questa partita col Trapani? Me l'avevi già detto poc'anzi parlando del Trapani, adesso dal lato del Messina? E io ti dico che il Messina da qualche settimana, con l'avvento di Banchieri, ha preso consapevolezza anche il Messina di quello che può fare nella corsa alla salvezza. Sai, fermare il Benevento in casa dei Sanniti non era impresa così semplice. Vero è che il Benevento è un po' in caduta libera. Assolutamente, nel senso che... diciamo più che caduta, picchiata.
No, ha perso un po' dei punti di riferimento, ha perso delle certezze che aveva. Ha perso anche lo smalto. Ha perso lo smalto della prima parte del girone, certo, ma rimane una squadra di assoluto valore. Attrezzata. Non era scontato, ma il Messina ha dimostrato comunque di essere una squadra tignosa da questo punto di vista e quindi ha delle caratteristiche, come tutte le squadre che hanno bisogno di fare punti. Diciamo poco fa, anche il punticino in questo momento è molto utile. Fa mollica. Se poi il punticino lo conquisti contro un avversario di rango, fa ancora di più. È più pesante. Però dobbiamo anche pensare che la partita col Trapani a questo punto arriva con un ambiente certamente un po' in confusione, sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista del tifoso. Io mi auguro che comunque alla fine la partita si svolga con la massima intensità, che vinca il migliore. È un derby, quindi onoriamo la Sicilia. Sai, da una parte e dall'altra queste sono quelle partite che gli allenatori definiscono sempre che non bisogna fare nulla sulla testa dei giocatori perché le motivazioni arrivano Sono da tante, sole. è vero. E quindi qui poi sarà sempre il campo. Però occhio, perché non sarà semplice per il Trapani e il Messina ha anche una buona chance. Il fattore campo, anche se poi il fattore campo è sempre in questo caso come dire, limitativo poi alla fine. Sì, perché la contestazione dei tifosi comunque c'è ancora. Certo. C'è stato un facile entusiasmo, adesso tutti stanno sul chi vive. Sono sul chi va là, perché giustamente è una settimana che potrebbe essere quella decisiva. L'unica cosa, alla luce di tutto questo, la presa di posizione dei giocatori ha rinsaldato probabilmente il rapporto tra tifosi e squadra. Bene, allora abbiamo chiuso anche per questa settimana la puntata di Stadium Sicilia. Ringrazio Salvo Russo, buon viaggio direzione Altamura, sperando che anche tu, oltre al pane, porti 3 punti della vittoria. Quello prima del pane. Benissimo, grazie a Salvo Russo, con lui ci rivedremo tra 15 giorni. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per la visione, vi diamo appuntamento con Stadium Sicilia, chiaramente a venerdì prossimo, 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo visibili anche sulla piattaforma HBB TV, sul canale 15 sempre di 7 Gold, tramite Globus Television. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.